Oggi è un giorno importante, Loredana sarebbe stata contenta. Sì, un giorno per ricordare Loredana, sarebbe stato il suo compleanno e in questo giorno abbiamo cercato di fare del bene per come lei voleva e per come in verità abbiamo trovato scritto. Lo faremo ogni anno nel giorno del suo compleanno e saranno sempre attività benefiche e di solidarietà sociale. Speriamo che in questo parco, per come sicuramente sarà, il sorriso di Loredana continuerà ad esistere attraverso il sorriso dei bambini. È un compleanno speciale oggi, quello che si festeggia qui a Fontanelle. Compleanno speciale che nasce dal desiderio della famiglia Guida di continuare a ricordare Loredana, ricordare il bene che Loredana voleva nel suo quartiere poi, perché il Parco del Sorriso sta diventato sempre più bello, più funzionale. Da lì anche il nostro supporto come comitato di quartiere, che con la collaborazione anche del Lions, il presidente Giuseppe Caramazza, siamo riusciti anche a riqualificare un'aiuola e un albero di ulivo diventa albero di vita per ricordare chi non c'è più, chi ha lasciato anche nel quartiere semi di vita, semi di produttività. Grazie sicuramente a tutti coloro che sono passati in questi giorni a dare un contributo, perché lo slogan è anche nostro, che abbiamo fatto nostro: da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Non è così scontato, perché tutti coloro, quello che vedete anche nel parco giochi, è frutto del contributo di tanti abitanti che hanno lasciato un piccolo segno in ricordo di Loredana. Non immaginavo proprio che oggi mi sarei trovato qua a festeggiare il compleanno di Loredana. A festeggiare il compleanno di Loredana insieme a persone straordinarie che ho trovato qui nel quartiere di Loredana, il quartiere Fontanelle, con l'associazione, con il comitato Fontanelle Insieme e il Leo Club Agrigento Ostia. Abbiamo ripristinato una piccola area piantando insieme un albero, mettendolo a dimora, alcune piante, e poi loro si sono occupati anche di un ripristino totale. È stata una cosa meravigliosa. Certo, mi emoziona perché quello che è successo era la volontà di Loredana, e io che non la conoscevo non immaginavo che stessimo facendo quello che lei avrebbe voluto. Ho saputo adesso della sorella di quegli appunti, e quindi che dire, compleanno a Loredana. Buona di cuore, bella nell'anima, bella Loredana, è una figlia speciale. Abbiamo trovato sul suo divano un elenco di cose da fare, tra cui realizzare una scuola, uno scuolabus, e voleva coinvolgere le varie entità come Rotary, Lions, la Chiesa, eccetera, e c'erano tutti questi appunti. Quindi lei questo pensava di fare, cioè di aiutare i bimbi. È stata sempre una ragazza forte, una ragazza vivace. Certo, ci viene a mancare, ci vengono a mancare i suoi sorrisi, la zia per i nipoti, una sorella che per noi era un pilastro di valori, perché era una persona che non si piegava e che, come diceva Chiara, cercava la verità e di scrivere sempre la verità. Oggi la vogliamo ricordare in questo modo, col suo sorriso, perché i bambini sicuramente sorridendo ricorderanno il sorriso di Loredana. Loredana credeva tantissimo che tutte le forze investite nei più deboli hanno un ritorno per l'intera umanità. Assolutamente, assolutamente. Ed è per questo appunto che era già la seconda volta che andava in Africa e che sperava appunto di compiere, ecco, dei sogni, ecco, che lei aveva. Allora andiamo con ordine, noi adesso ci troviamo qui e non ci troviamo lì dove c'è il taglio del nastro. Voi vedete che alle vostre spalle c'è il Parco del Sorriso che la famiglia Guida ha generosamente regalato ai bambini del nostro quartiere, unitamente al sostegno instancabile del comitato di quartiere che non poteva non sposare questa iniziativa, e al contributo dell'ARS.